Tanto oggi andiamo a festeggiare un consorzio di produttori con i loro 50 anni e questo è già un aspetto importante in un momento di grande difficoltà anche dell'agroalimentare. Riuscire a festeggiare 50 anni di attività credo che sia prima un bel raggiungimento di un bel traguardo. Secondo aspetto, oggi più che mai anche con le risorse del recovery c'è una possibilità di un intervento strategico italiano, nazionale. Parleremo oggi anche con il ministro Patuanelli proprio per capire quali sono le modalità, le forme, i progetti per aiutare tutto il nostro settore agroalimentare, chiaramente per proporsi rispetto al futuro un prodotto agroalimentare sostenibile, attento a quello che sono gli aspetti dell'aspetto anche sanitario, di attenzione, dei requisiti del prodotto con tutte le sue qualità, e credo che oggi il prosciutto veneto DOP abbia proprio tutte le qualità per essere uno dei prodotti di eccellenza del nostro territorio nazionale, europeo e internazionale. E credo che oggi con questa conferenza stampa e con questo confronto qui in Senato diamo la possibilità di far conoscere un prodotto, ma dei prodotti dei nostri territori al mondo e all'Italia che non sono conosciuti. Ogni territorio ha una caratteristica particolare e credo che questo faccia parte della nostra storia, della nostra tradizione, delle nostre terre, ed è giusto che vengano valorizzati per quello che possono dare, ma soprattutto per chi ancora una volta ha attenzione verso la qualità dei propri prodotti, e credo che oggi con questi 50 anni la qualità lo dimostra in tutti i fatti.